Perde da un super cavallo che era Dracaris, che insomma non sbaglia niente praticamente quando scende in pista, quindi prende una buona linea e sicuramente ha anche delle doti. Intanto parte la prima batteria, scatta subito la giubba verde di Bramoso del Campeda a prendere il comando delle operazioni con Alba Solare sull'esterno per attenzione per Farfalla Bianca, gli altri un po' staccati con Falabella che risale in quarta lasciando in quinta Gaia Sorgonesa. In quest'ordine i cavalli ad affrontare il primo passaggio che mette in retta, dove poi inizierà il giro conclusivo con i primi impegnati a controllare il ritorno degli altri, a provare a guadagnarsi i primi tre posti. Controllano mentre all'interno trova un buon varco Falabella che si riporta e apre nuovamente il discorso qualificazione, lasciando in quarta posizione Farfalla Bianca. Prosegue la marcia di Bramosi del Campeda al comando, sempre in coppia con Alba Solare che lo affianca e non lo molla. Terza posizione per Falabella, questo il provvisorio ordine di qualificazione per la finale. Gli altri intanto continuano a perdere terreno, allungano i primi tre che sembrano ormai totalmente in controllo, non chiedono niente ai loro cavalli per risparmiarli per la finale. Hanno guadagnato un margine talmente elevato nei confronti degli altri due che ormai vedono la conquista della finale. Sempre il grigio Bramoso del Campeda con all'esterno Alba Solare. Sono loro due che fin dalle prime battute si sono portati al comando dopo aver guadagnato la posizione Falabella, e sono i tre con Bramoso che vince davanti a Falabella, Alba Solare